riguarda l'interrogazione 352, interventi urgenti per il ripristino della viabilità sul viadotto Maddalusa della strada statale 640 in provincia di Agrigento, dell'onorevole Lavardera, che ai fini del risanamento strutturale del viadotto Maddalusa, che è ubicato in agro del comune di Agrigento in corrispondenza dello svincolo tra la statale 115 sud-occidentale Siculo e la strada statale 640 degli Scrittori, l'ANAS ha affidato i lavori corrispondenti in data 9 luglio 2021, mediante un accordo quadro, il numero 166 del 19, sottoscrivendo tra l'impresa esecutrice e il relativo verbale che è stato dato in consegna, il verbale sottoscritto il 15 settembre del 2021. Con successivo provvedimento del 23 gennaio 2023 la stazione appaltante ha disposto la risoluzione del contratto negoziale per grave inadempimento dell'impresa, riappaltando i lavori tramite successivo affidamento mediante altro accordo quadro, nella fattispecie l'accordo quadro 165 del 2019. I lavori riappaltati per un valore complessivo pari a 2.670.000 euro sono stati pertanto consegnati con nuovo verbale all'impresa subentrante in data 5 giugno 2023 e ad oggi sono in corso di esecuzione. Quest'ultimi riguardano principalmente l'ampliamento delle fondazioni esistenti tramite la realizzazione di una platea su pali, la realizzazione delle nuove pile e la successiva demolizione delle esistenti, la costruzione dei nuovi pulvini e il rifacimento dei cordoli con l'installazione di nuova barriera, nonché il rifacimento dei giunti di dilatazione stradale. L'ultimazione dei lavori è prevista entro la fine del primo semestre 2024. Grazie Presidente. Assessore. Prego, onorevole Lavardera, come si dichiara? Grazie Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, ricordando all'assessore che quella è una strada cruciale anche in ottica di Agrigento capitale della cultura, strada degli Scrittori. È fondamentale ricordare che quella strada collega le province di Agrigento con Caltanissetta, perché è una strada che ovviamente percorre anche la Gela, quindi la statale 115. Diciamo che credo che bisogna fare presto, perché quel viadotto chiuso ormai da diverso tempo, è vero che lei mi dice che i lavori sono in corso d'opera, però come dire, sulla cadenza e la scadenza stessa dei lavori i cittadini del territorio lamentano, diciamo, una difficoltà oggettiva nello spostamento da Porto Empedocle, per intenderci, ai territori, diciamo, interni della stessa provincia, e quindi diciamo che sarò pienamente soddisfatto quando vedrò quei stessi lavori conclusi. Quindi diciamo che ripresento l'interrogazione così come l'ho scritta, così alla prossima volta ce la troveremo all'ordine del giorno, nella speranza che potremmo anche inaugurare quella strada. Grazie.